La ricerca sanitaria finalizzata Telemedicine Services for UTAP è un progetto cofinanziato dal Ministero della Salute per la durata di 3 anni e vede il coinvolgimento dell'azienda ULSS numero 3 di Bassano, dell'azienda ULSS numero 9 di Treviso, nonché dell'azienda numero 19 di Adria in qualità di capofila. Il progetto ha lo scopo di introdurre piccole tecnologie portatili all'interno delle medicine di gruppo e di fornire lo sviluppo di un network di servizi che consenta la comunicazione del medico di medicina generale verso lo specialista ospedaliero di riferimento in caso di emergenza. Tali servizi, che prevedono l'invio di dati e di immagini dal medico di medicina generale allo specialista ospedaliero, verranno implementati attraverso il potenziamento di un'infrastruttura già esistente sviluppata all'interno di progetti Doge e Delta Optimum. Questo progetto ha lo scopo di fornire quindi dei servizi di cura decentralizzati per i cittadini attraverso l'uso della telemedicina, cercando di evitare i ricorsi alle strutture ospedaliere non necessarie. Inoltre, attraverso l'analisi dal punto di vista economico, sociale ed organizzativo del nuovo modello proposto, sarà possibile valutare i benefici e le possibili ricadute sul sistema sanitario regionale nel suo complesso.